Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, un'edizione, quella di oggi, ricca di aggiornamenti di cronaca, ed apriamo subito con un'importante operazione dei Carabinieri di Treviso che ha consentito di sgominare una banda di rapinatori che avevano messo a segno diversi colpi sia in Veneto che in Trentino Alto Adige. Abbiamo in collegamento dal comando provinciale di Treviso la nostra Daniela Sizia con tutti i dettagli su questa operazione. Buongiorno Daniela, a te. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'ho detto tu, un'importante operazione dei Carabinieri di Vittorio Veneto, supportati anche dei colleghi di altre province. Hanno arrestato un rapinatore, individuati due, uno arrestato, l'altro lo stanno cercando, è latitante, forse già fuoriuscito dall'Italia. 3 i colpi messi a segno, 3 accertati, si tratta di 2 nel Trevigiano, 1 ad Ortisei, ed è quello che poi è stato compiuto, mentre gli altri 2 sono malviventi che sono sempre violenti ed hanno minacciato i entrati negli istituti bancari. Io sono in compagnia del capitano Francesco Galante, comandante della compagnia dei Carabinieri di Vittorio Veneto. Intanto buongiorno comandante. Buongiorno. Ecco, violenti utilizzando lo stesso modus operandi per tutti i colpi. Sì, questa coppia di rapinatori utilizzava uno stesso modus operandi che appunto lo abbiamo valutato essenzialmente attraverso 2 dettagli. Il primo è l'utilizzo di una macchina pulita posseduta dalla coppia di rapinatori, che veniva utilizzata per avvicinarsi verso gli istituti di credito. Dopodiché i 2 soggetti utilizzavano un'altra autovettura che appunto rubavano per l'occasione per arrivare negli immediati pressi appunto degli istituti di credito, per poi compiere appunto la rapina, che come è stato detto sono 3 in totale, 2 in provincia di Treviso, 1 a Vittorio Veneto, 1 a Motta Livenza e un'ultima effettivamente consumato ad Ortisei. I 2 soggetti poi penetravano nell'istituto di credito, uno dei quali è travisato con una parrucca e degli occhiali, e seguivano a minacciare gli impiegati puntando appunto delle armi da taglio ai clienti, spesso ultra ottantenni. Nei primi 2 casi le rapine sono state soltanto 3, in quella 6 è stata effettivamente consumata. Ecco, abbiamo detto persone insomma violente che puntavano coltelli o taglierini al collo dei clienti. Sì, e aggiungo anche che in 2 di questi 3 episodi è stato un fucile che ecco, successive indagini hanno appurato fosse un'arma d'aria compressa. Dopodiché, compiuti i fatti, i 2 soggetti guadagnavano la fuga appunto sempre con l'autovettura rubata, che poi veniva sistematicamente abbandonata, e proseguire poi con appunto l'autovettura pulita. Ecco, da sottolineare Marta aspettate, allora abbiamo un problema di collegamento con Daniela Sizia, che si trova al comando provinciale dei Carabinieri di Treviso. Evidentemente la linea, ecco, niente, è saltata. Allora vediamo se riusciamo a tornare a collegarci nuovamente con Treviso. Nel frattempo c'è un'altra notizia di cronaca che ci arriva da Ponte della Priula, con un incidente davvero spettacolare, quello che si è appunto verificato, e che poteva avere anche delle conseguenze molto gravi, fortunatamente per le persone. Fortunatamente così non è stato, anche se i danni sono sicuramente ingenti. Per tutti i dettagli ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio, a te. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo sullo spartitraffico, per intenderci, della Ponte Bana, nel punto in cui ci si innesta verso il Ponte della Priula venendo da Treviso. E più di qualcuno degli automobilisti passando oggi, mentre aspettavamo di andare in diretta, ci ha urlato prima o poi doveva accadere. Perché? Perché questo spartitraffico diciamo così, è l'unica barriera tra chi arriva in tutta velocità, fra virgolette, da Treviso
ucciso, e il ristorante che vedete alle mie spalle, il ristorante cinese Kisaki. Questa mattina alle 4 una macchina, una BMW Station Wagon grigia, probabilmente per un colpo di sonno del conducente, ha tirato dritto ed è volata sopra questo spartitraffico e poi naturalmente si è schiantata sulla parete di questo ristorante. Va detto che alle 4 del mattino non c'era nessuno, va anche detto, mettiamo che questa cosa capiti intorno alla mezzanotte all'1 del mattino e il risultato sicuramente è diverso in termini di vite umane. Cosa bisogna dire qui? Bisogna dire che la macchina si è schiantata completamente sul muro, ha divelto la finestra che guarda alla sezione, diciamo così, del ristorante e nell'impatto, come vedete, ha lasciato addirittura tutto l'olio sul muro esterno. La cosa che ha del miracoloso è che l'autista è sceso con le proprie gambe. È un italiano, pare della zona, è stato comunque ricoverato al pronto soccorso per accertamenti, però sicuramente una bruttissima avventura con un lieto fine, perché qui in realtà nessuno si è fatto male. Abbiamo parlato con il titolare del ristorante, i danni sono ingenti, tutto l'infisso e anche parte della muratura da rifare, ma per fortuna nessuna vita umana, non c'è stato alcun prezzo per nessuna vita umana. Ricordiamo ancora una volta che comunque tanti ci hanno ribadito questo spartitraffico forse dovrebbe essere rinforzato, se non altro perché chi arriva sulla salita di Ponte della Priula prende velocità e quindi è facile che se per una disattenzione, un problema tecnico, la macchina anziché sterzare verso il ponte vada via dritta, e se ci sono delle persone magari anche sul piazzale i problemi sono ben diversi. A te Marta. Grazie a Lucio Zanato per questo collegamento. Avete visto le immagini, insomma, sono davvero eloquenti di quanto accaduto nella notte. Con la cronaca ora ci spostiamo a Padova, dove è giallo per il ritrovamento nella notte del corpo senza vita di un uomo rinvenuto tra le sterpaglie del cavalcavia Chiesa Nuova. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Padova, dove c'è la nostra Valentina Visentin assieme a Cristian Rocche Allende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova, siamo sul punto della cavalcavia Chiesa Nuova che arriva proprio in città, dove ieri sera in questo posto è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. L'allarme in tarda serata è dato da un passante che stava proprio transitando qui lungo la pista ciclopedonale, che ha sentito il forte odore e ha notato il corpo senza vita nascosto dalle sterpaglie. Sul posto è arrivata subito una volante della questura e visto il punto impervio in cui si trovava il cadavere, hanno subito chiamato anche i vigili del fuoco, che sono arrivati qui e si sono recuperati attraverso apposite tute, sono riuscite a calarsi e a recuperare il corpo dell'uomo. Qui anche la polizia scientifica e la squadra mobile per i rilievi, ma da un primo esame sul corpo sembrano non esserci segni di violenza o ferite tali da far pensare ad una morte violenta. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, quindi il riconoscimento è molto difficile, anche se vicino sono stati ritrovati degli indumenti ed alcuni documenti che appartengono a un 49enne dell'Est Europa senza fissa dimora, controllato proprio pochi giorni fa dalla polizia durante un controllo del territorio. Uomo che vestiva proprio gli stessi indumenti e aveva questi documenti, quindi potrebbe trattarsi di questa persona, un 49enne con problemi di alcol, e si può pensare che forse proprio a causa dell'alcol possa essere scivolato, trovando la morte in questo punto del cavalcavia di Chiesa Nuova. È stata disposta l'autopsia appunto per far luce e chiarire ulteriormente le cause del decesso, fino a quando appunto non ci sarà il riconoscimento ufficiale della salma. Quindi la polizia continua ad indagare. Intanto da Padova è tutto, linea allo studio.
Grazie a Valentina Visentin. Noi proseguiamo con la cronaca, siamo ancora nel Trevigiano. No, ecco, vedo che la collega Daniela Sizzia sia nuovamente collegata dal comando provinciale dei Carabinieri per aggiornarci su questa importante operazione che, l'avete sentito, ha portato a sgominare una banda di rapinatori che aveva messo a segno diversi colpi tra la provincia di Treviso, altre province venete e la vicina regione del Trentino Alto Adige. Abbiamo visto anche le immagini impressionanti di come venissero presi in ostaggio i clienti delle banche, minacciati con dei taglierini puntati alla gola. Ecco, Daniela ora è nuovamente collegata a te, buongiorno. Buongiorno di nuovo Marta, ci siamo spostati per problemi di collegamento. Stavamo dicendo fondamentale era stata la collaborazione dei cittadini, soprattutto di Vittorio Veneto, che hanno permesso di identificare una delle auto utilizzate dai rapinatori. Sì, nello specifico un cittadino vittoriese ha notato il passaggio dall'autovettura rubata all'autovettura appunto pulita, ed è avvenuta con modalità sospette, soprattutto da un punto di vista temporale, perché colui che ci è venuto a riferire questo dettaglio sapeva che pochi minuti prima era stata commessa una rapina a danno di un istituto di credito della propria città. Da quel momento, capendo attraverso le targhe delle autovetture i percorsi, i movimenti sotto i targa system, andando a vedere soprattutto chi effettivamente utilizzasse quell'auto, siamo riusciti a identificare i due soggetti e poi giustamente mappare i loro movimenti in tutto il Triveneto, soprattutto nell'accadimento appunto delle 3 rapine, ma anche dei furti strumentali fatti appunto per commettere la prima tipologia di reati. Ecco perché loro ovviamente avevano rubato sia le auto e sia questo famoso fucile, e poi insomma era un fucile, un'arma, non un'arma vera, ad aria compressa, rubata in un'abitazione, quindi insomma sono responsabili di queste tre rapine, ma si sta indagando anche per verificare se loro sono responsabili anche di altri colpi? No, a questo a noi attualmente non risulta. Soltanto queste 3 rapine hanno consumato in quel periodo storico lì. Ecco, e uno dei 2 lo avete trovato nel veneziano? Sì, era in una abitazione isolata dentro i confini comunali di Caorle e l'arma locale lì stava monitorando in stretta collaborazione con appunto i militari della compagnia di Vittorio Veneto. E infatti nel eseguire questa ordinanza nei confronti di questo soggetto, nella perquisizione che è stata appunto operata, è stato trovato un quantitativo ingente di sostanza stupefacente, nello specifico 13,5 kg appunto di hashish. Il secondo soggetto invece è ancora attivamente ricercato sul territorio nazionale e non si esclude che ne sia anche uscito probabilmente anche prima dell'arresto dell'unico soggetto, essendo questi ecco, individui che sono soliti spaziare non solo in tutto il territorio nazionale, ma anche nella penisola balcanica e in altri paesi dell'Unione Europea. Grazie davvero comandante, da Treviso è tutto. Marta, ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizzia con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Noi ora proseguiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Vicentino, a Malo, dove c'è stata una vera e propria razzia di ladri in aziende della zona industriale di Molina. Ci racconta tutto Luisa Bertini insieme ad Andrea Benetti. Un raid notturno qui nella zona industriale di Molina di Malo, dove i ladri hanno visitato diverse aziende tra via dell'artigianato e via del lavoro, portando via solo poche monetine e fortunatamente con danni contenuti. Ma sentiamo insieme il racconto di uno dei titolari. Che cosa è successo? È successo che abbiamo avuto una visita non gradita, nel senso che sono entrate delle persone all'interno dell'azienda e hanno preso quello che potevano. Immagino abbiano avuto poco tempo, quindi hanno aperto un po' di cassetti e hanno cercato di portare via
quello che potevano portare via di leggero, perché hanno lasciato qua le cose che magari erano un po' più importanti, perché i PC, queste cose qua che sarebbero state sicuramente un danno peggiore, sono rimaste dove erano. Ecco, monetine e cellulari, e sono entrate dalla parte posteriore del capannone? Sì, monetine, cellulari, un po' di cassa che avevamo in ufficio amministrazione sono entrate dal portone laterale. L'allarme è suonato, però evidentemente il tempo che è passato è stato sufficiente per fare quel poco di danno che hanno fatto. Con la cronaca torniamo in provincia di Treviso. Paura la scorsa notte a Gaiarine per un vasto incendio che ha distrutto un capannone adibito a ricovero attrezzi e dotato di impianto fotovoltaico. Il rogo è divampato in via Barsè. Ad andare a fuoco è stato però un capannone all'interno di una proprietà privata. Dentro l'edificio c'erano 2 trattori ed altri macchinari agricoli andati completamente distrutti. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco da Conegliano e Motta di Livenza, in supporto anche 2 autobotti e 2 autopompe da Pordenone e l'autoscala da Treviso, per un totale di 14 operatori al lavoro per tutta la notte. Ancora da chiarire le cause del rogo, ma secondo le prime ipotesi sembrerebbe che l'incendio sia scaturito in seguito ad un guasto all'impianto fotovoltaico sul tetto del capannone. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta nell'incendio. La grande nube di fumo che si è alzata dal capannone in fiamme ha destato non poca preoccupazione tra i residenti. Il comune di Gaiarine su Facebook ha pubblicato un appello alla cittadinanza invitando per precauzione a tenere le finestre chiuse. Le operazioni dei Vigili del Fuoco per il completo spegnimento e la bonifica dell'area sono proseguite per tutta la notte. Ed ora torniamo a parlare dell'omicidio di Varago. Ieri pomeriggio la sentenza: Elia Fiorindi, il 19enne che uccise Aymen Adda Benameur, è stato condannato per omicidio volontario a 10 anni di reclusione. L'avvocato Fabio Crea dice: aspettiamo le motivazioni della sentenza e ricorreremo in appello. Sentiamo. Si è chiuso il processo in abbreviato a carico di Elia Fiorindi, il 19enne che l'11 maggio 2023 uccise con 4 coltellate a Varago di Maserate il 17enne Aymen Adda Benameur. Il giovane è stato condannato per omicidio volontario a 10 anni di reclusione, oltre al pagamento di 310.000 euro di provvisionali per i familiari. Sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare Piera De Stefani, che ha ridotto la pena di 12 anni richiesta dal pubblico ministero Davide Romanelli. Bisognerà attendere ora le motivazioni, spiega l'avvocato Crea, per capire cosa ha fatto propendere il giudice per la volontarietà dell'omicidio. Sapevamo che eravamo su un crinale, era un fatto che certamente è al limite tra la legittima difesa o eccesso colposo della legittima difesa e l'omicidio volontario, tenuto conto delle zone colpite, dell'intensità dei colpi. E quindi probabilmente il giudice ha ritenuto prevalenti questi elementi. Non avrebbe inciso la questione dibattuta in aula sul coltello tenuto in mano anche dalla vittima. Nelle motivazioni capiremo quanto e se si è tenuto conto. Effettivamente così solo con la volontarietà non basterebbe quello, ecco, l'elemento ad escluderlo, però attendiamo le motivazioni per capire quanto peso ha avuto per il giudice la presenza del coltello. Elia Fiorindi, accompagnato dalla mamma, ha ascoltato la sentenza lapidaria. La madre all'uscita dell'aula: ognuno ha fatto il proprio lavoro, cercate di capire, ha aggiunto, allungando il passo per allontanarsi dal tribunale. Lui è sereno anche perché obiettivamente come pena di omicidio volontario non è certamente una pena particolarmente rigorosa. Subito annunciato il ricorso in appello. Siamo convinti che Elia abbia agito in uno stato di legittima difesa, forse eccedendo nei colpi dati ad Aymen, però sicuramente il nostro dovere e la nostra convinzione è quello di proporre le nostre tesi anche davanti alla Corte d'Assise d'Appello. Al giovane sono state accordate le attenuanti generiche e gli è stata tolta l'aggravante della minore età della vittima, in quanto non poteva esserne consapevole. E ieri davanti al Tribunale di Treviso la rabbia del papà di Aymen.
anche se l'avvocato appunto della famiglia del giovane assassinato dice siamo comunque soddisfatti per l'imputazione di omicidio volontario. Sentiamo. Il papà di Aymen, Amin Adda Benameur, dopo la lettura della sentenza è uscito subito dall'aula, amareggiato perché 10 anni non sarebbero una pena congrua. Non era presente la moglie e mamma della vittima. Troppo dolore, troppe lacrime. Ha preferito attendere la sentenza nel suo paese, circondata dall'affetto dei parenti. Elia Fiorindi gli ha tolto il bene più prezioso, ci dice l'avvocato Meneghetti. È chiaro che la parte offesa guarda anche a quella che ritiene la giusta retribuzione per colui che ha commesso il fatto e che ti ha tolto il tuo figlio, ed è assolutamente comprensibile e giustificabile l'amarezza. Soddisfatti gli avvocati per quanto riguarda l'imputazione omicidio volontario. Nel corso delle indagini siamo riusciti ad arrivare alla imputazione di omicidio volontario e siamo poi riusciti a sostenere e a dimostrare che non c'era stata alcuna ipotesi di legittima difesa da parte di Fiorindi, e quindi abbiamo ottenuto una condanna per omicidio volontario, che è il giusto riconoscimento di come sono andati i fatti. Sull'entità della condanna dice: naturalmente la legge italiana prevede determinate dinamiche che forse dalla parte dei genitori di un ragazzo di 17 anni ucciso può non sembrare magari quello che potevano aspettarsi, però congrua. Tuttavia questo è la normativa e questo noi la rispettiamo come legali. L'avvocato Capraro spiega che questa sentenza è solo il primo tempo di una vicenda giudiziaria che non finirà qui. Mi aspetto un secondo tempo, ecco, non è detto che anche la parte civile magari non si inventi di impugnare anche lei, ma comunque sono sicuro che questo è solo il primo tempo, quindi ci saremo per il secondo. Quindi per chiedere di più di questi... La procura ha chiesto 12 anni, ripeto, e la difesa fino all'estremo ha chiesto riconoscimento della legittima difesa. Quindi penso che né uno né l'altro rinunceranno alle loro pretese, alle loro richieste. E in mezzo c'è la parte civile che chiaramente faremo la nostra parte. Rimane una tragedia che si è consumata in un contesto di degrado, una lite iniziata per la cessione di droga, poi degenerata e terminata nel sangue. E torniamo alla rapina che si è consumata mercoledì pomeriggio in pieno centro a Treviso ai danni della farmacia Calmaggiore, peraltro con delle modalità identiche a quelle di altre rapine che sono state messe a segno nella Marca negli ultimi mesi, sempre ai danni di farmacie. Ieri sul posto è andato il nostro Lucio Zanato, che ha incontrato il sindaco, è andato a portare la propria solidarietà alle farmaciste rapinate. Sentiamo. Sindaco, buongiorno, è venuto a portare la solidarietà della città. Certo, questi sono episodi che non siamo abituati a viverli e non vogliamo abituarci. La vicinanza di tutta la città alle due farmaciste vittime ieri della rapina nel cuore di Treviso. L'azione con quella che è sembrata la pistola scoperta da un calzino di un lupo solitario verso le 14:30, raccontata così da una delle due protagoniste. È semplicemente entrato, ha fatto il giro del bancone, ha puntato la pistola, mi ha detto dammi i soldi. Gli ho detto prenditeli, no dammeli tu, glieli ho dati. Io ero anche abbastanza tranquilla, non so se poi è carattere o magari non realizzazione di quello che stava, di quello che stava succedendo, però ero tranquilla. E adesso? Sono uguale, sono veramente tranquilla e uguale, nel senso non è cambiato niente per quanto mi riguarda. Ho continuato a lavorare anche ieri dopo che è successo, quindi non... Giovane di media altezza, italiano ma senza accento veneto, si è presentato con berretto ed occhiali neri come un qualsiasi turista. Sembra che abbia atteso il momento in cui la farmacia non aveva altri clienti e quindi probabilmente era qui fuori che passeggiava, attendeva il momento buono per entrare in una condizione ideale per non creare più di tanto confusione o allarmismo. Quanto ha portato via, che avete contato più o meno? Sui 500-600 euro. Poi un particolare che rende inusuale l'azione. Mi ha ringraziata e poi è andato via. Ah, proprio che ha detto grazie? Sì, mi ha detto grazie e poi è andato via. Inusuale anche per la selva di telecamere che l'hanno ripreso, immagini ora nelle mani della polizia per le indagini. Stiamo lavorando in sinergia con la questura e con i carabinieri
insomma lasciamoli lavorare. Diciamo che le modalità sono abbastanza così strane per una rapina, nel senso che a volto scoperto, in pieno centro, su una zona che è davvero piena di telecamere, però evidentemente la disperazione di questa persona l'ha portata a fare questo gesto. Per il sindaco comunque un caso isolato. Continuiamo a vivere in una città assolutamente sicura, episodi come questo non vanno bene e dobbiamo lavorare perché non avvengano, però poi non dobbiamo nemmeno farci prendere al panico nel momento in cui un disperato fa questo tipo di azione. È un fatto isolato, grave, ma resta isolato. Ed intanto Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale di Confcommercio, commenta appunto questo episodio che ha scosso ovviamente la comunità, essendosi verificato proprio in pieno centro a Treviso alle 2:30 del pomeriggio. Era veramente tanto che non si sentiva una notizia del genere, per cui insomma fanno sempre molto scalpore, perché è chiaro che anche se sono poche, ovviamente insomma per fortuna, però danno sempre molto così, lanciano sicuramente un campanello. La collaborazione da parte del Confcommercio con le forze dell'ordine e con l'istituzione è veramente sempre molto al top, per cercare di essere i più utili e collaborativi possibili, ripeto, con il presidio fisico dell'occhio di un cittadino prima di tutto, prima che imprenditore che lavora nel territorio, è sicuramente molto prezioso e vale molto di più di tante telecamere, che sicuramente più sono meglio è, ma vanno naturalmente integrate con la presenza fisica. Ecco, non possiamo pensare alla città come un grande centro commerciale presidiato da schermi, ma come veramente un luogo di convivialità, dove le famiglie, i cittadini prima di tutto si ritrovino il più serenamente possibile. E torniamo alla rapina che è stata messa a segno l'altra notte a Dolo, un vero e proprio assalto con un'auto utilizzata come ariete ha sfondato la vetrata della gioielleria Danieli. Almeno 100.000 euro il bottino, l'amarezza del titolare. Avevamo dei pezzi importanti in vetrina che sono stati portati via tutti, e poi all'interno hanno rotto tutte le vetrine di vetro e hanno portato via ulteriori gioielli, e indicativamente non saprei dire, penso dentro la mia testa attorno ai 100.000 euro. È il mio figlio, io l'ho aperto quando avevo 21 anni il negozio, sono partito senza niente, solo con debiti, e quindi è logico che hanno preso parte di me. Ecco. Lotteremo, nel senso, mi rimboccherò le maniche come ho sempre fatto. Sono le 3 del mattino quando un'auto, una Panda, tenta prima di sfondare la porta, poi la vetrata antisfondamento, e alla fine riesce a scardinare la porta, il muro divelto. Entrano in 3, forse 4. È notte ma siamo in pieno centro, l'allarme scatta ma i banditi riescono a fuggire con il bottino a bordo di un'altra automobile scura. Parla Marco, gioielliere da 25 anni, da 5 qui in Piazza Cantiere. E io sono arrivato poco dopo e la vicina ha preso anche molta paura, ha chiamato anche lei i carabinieri e tutto, ormai nel frattempo erano già andati via, e siamo stati fortunati che non sono entrati persone con pistole, con armi, e quindi è successo di notte che noi non c'eravamo. L'occhio sempre attento ai clienti, diverse le chiamate fatte da Marco in questi anni alla vista di gente sospetta. Il furto nell'isola pedonale, dove sono diversi i locali aperti anche fino alle 3 di notte, sciarpe, giubbotti, volti travisati, queste le immagini restituite dalle telecamere di videosorveglianza. Immagini ora nelle mani delle forze dell'ordine, stanno indagando i carabinieri. Il bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro, oltre alla refurtiva danni anche al negozio, alle vetrine. Ripartire sarà dura. Ho molta rabbia e ci devono essere delle leggi molto più severe, e dopo è logico, non fanno nulla quando vengono uccise le donne, non vengono uccisi bambini, e viene fatto poco, sono protetti, fra 2 giorni, fra 3 giorni, fra un mese li prendono forse. Poi cosa, vengono liberati subito, quindi no, tanto lo sappiamo tutti, è il rischio del nostro lavoro, è il rischio ormai di qualunque cittadino italiano, perché tanto non siamo protetti né qua né a casa né in nessun posto. Vince la delinquenza.
Profondo cordoglio nel Padovano per l'improvvisa scomparsa di Orfeo De Santi, uno dei dirigenti del volley Teolo, morto mentre si trovava in vacanza in Puglia, colto da malore mentre faceva il bagno. Sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre il mare diventava più mosso. È morto così Orfeo De Santi, il turista padovano di 64 anni, deceduto ieri mentre faceva il bagno in mare con la moglie a Vieste. Secondo le informazioni della Capitaneria di Porto, intervenuta sul luogo della tragedia, l'uomo era in acqua con la moglie in località Punta delle Sirene alla fine di Lungomare Mattei e stavano nuotando quando il mare si è ingrossato. La donna è riuscita a raggiungere la riva, ma il marito no, ed è scomparso tra le onde. Immediati i soccorsi del bagnino e del suo M118. Quando il corpo di Orfeo De Santi è stato recuperato sono iniziate le manovre di soccorso, ma per lui non c'era già più nulla da fare. Le ipotesi sono due: la prima che sia stato colto da malore e sia annegato, oppure anche l'inverso, mentre stava annegando è stato colto da malore. Orfeo De Santi viveva con la moglie e le 3 figlie a Teolo. Era un dirigente della squadra di volley del suo comune, molto stimato. La società lo ricorda con un messaggio di vicinanza alla famiglia. Orfeo De Santi è la 4ª vittima padovana mentre è in vacanza. Prima di lui Davide Baggio, morto in un incidente in auto a Luxor in Egitto, la psicologa Margherita Salvucci, risucchiata da un'onda in una piscina naturale di Madeira in Portogallo, e Carla Bastarolo Visentin, 73enne di Loreggia, scomparsa la settimana scorsa da Stintino in Sardegna e ritrovata sabato cadavere tra gli scogli. Ed ora chiudiamo momentaneamente la pagina della cronaca per andare a Valbrenta. Si è collegata ora la nostra Vanessa Banzato. È giornata da bollino rosso, quella di oggi, per l'esodo lungo tutta la rete stradale ed autostradale della nostra regione. Non fa eccezione la Valsugana. A te, Vanessa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te Francesca, alle persone che ci stanno seguendo. In effetti parte proprio da questo fine settimana quello che è conosciuto come l'esodo estivo, e saranno giornate proprio lungo la statale 47 Valsugana, giornate da bollino rosso, con tantissime auto che appunto frequenteranno questo tratto stradale, principale collegamento nord-sud e viceversa, che però presenta tantissime, troppe criticità, come il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli, e ci troviamo tra l'altro proprio in uno dei punti critici, particolarmente critici della Valsugana, il semaforo di Carpanè. Sappiamo questo imbuto che si viene a creare con disagi pesantissimi agli automobilisti, una situazione che sembra davvero non voler trovare tregua. Sì, non trova tregua, nel senso che è aggravata negli anni ovviamente dal completamento della superstrada pedemontana veneta, perché ovviamente porta all'afflusso di tutto il turismo che vuole raggiungere le località di mare. Questa è diventata ovviamente la tratta più veloce. E la situazione è aggravata da alcuni cantieri necessari da parte di ANAS per la sostituzione del guardrail centrale con dei New Jersey in cemento. Ovviamente riducendo le corsie si creano ulteriori occasioni di rallentamento che poi vanno ad amplificare quelli che sono i rallentamenti che già sono strutturali di questo tipo di strada. Ecco, lavori che si stanno protraendo da tempo ma che andranno avanti ancora per tanto tempo. Sì, andranno avanti ancora un po' di tempo, credo qualche mese, perché sono lavori appunto significativi. Ovviamente per una serie di circostanze legate alla frana prima e poi comunque anche gli appalti non è facile, presumo, per ANAS andare a identificare determinati periodi dell'anno. È ovvio che comunque questa situazione incrocia traffici da bollino nero, e quindi questo preoccupa. Abbiamo già avuto significativi rallentamenti nelle scorse settimane, e quindi ci aspettiamo alcune situazioni critiche. In particolare per chi scende da Feltre abbiamo avuto del traffico in galleria, con gente bloccata in galleria, e poi oltre il confine regionale. Non è un tema banale, perché ovviamente si va a intasare anche la destra Brenta, e con colonne di chilometri diventa un tema anche nel caso in cui ovviamente vi fossero delle emergenze, perché se vi fosse la necessità di un'autoambulanza o quant'altro di raggiungere i nostri paesi, in quelle condizioni diventano irraggiungibili, quindi è un tema molto delicato. Sì, quindi anche tutta la fascia del Feltrino trova intoppi, trova disagi pesanti. Sì, assolutamente, mi segnalavano come dicevo del traffico anche in galleria, e quindi ovviamente con tutte le conseguenze del caso.
Ecco, in tutto questo l'ipotesi di realizzazione della tanto discussa Valdastico Nord andrebbe a portare davvero una ventata di ossigeno per questa arteria. Sì, noi crediamo che darebbe un'importante boccata d'ossigeno, ovviamente non solo quello, perché con la frana abbiamo anche notato, insomma, dai flussi di traffico e dalle lamentele che c'è un bacino che diciamo che prescinde dai traffici della Valdastico Nord, che è tutto il lago Rai, tutta la parte trentina anche di Fiera di Primiero e quant'altro. Quindi questa è un'arteria importante a prescindere dalla Valdastico Nord che deve essere ammodernata. Su questo abbiamo già avuto importanti incontri dopo la nostra rielezione con la vicepresidente della Regione Veneto e con ANAS, rassicurazioni sul fatto che ci sono gli 8 milioni per la progettazione e a brevissimo ci troveremo con ANAS, insomma, per definire quelle che possono essere le soluzioni dell'ammodernamento. Per essere chiari, per noi ammodernamento è quantomeno il bypass in galleria di Carpanè e una entrata adeguata a San Nazario, poi cercando, insomma, di eliminare tutte quelle situazioni che possano comunque creare rallentamento. Ecco, mentre stiamo parlando, Francesca, e tutte le persone a casa possono ben vedere, quando si parla di traffico intenso lungo la Valsugana, è chiarissimo, è davvero sotto gli occhi di tutti e non è neanche iniziato proprio oggi l'esodo estivo. Oggi è una giornata feriale normalissima. Sì, quasi normale, nel senso che, e poi se potete vedere è particolarmente significativo e secondo me dimostra un po' come i flussi di traffico siano cambiati. Normalmente il traffico era prevalentemente verso sud, invece siamo a mezzogiorno e c'è già una colonna per chi sale verso nord, a dimostrazione che nel passaggio da est verso ovest e quindi per poi salire a nord, la Valsugana è diventata sostitutiva di altri tracciati evidentemente. C'è da lanciare un appello sia alla Regione che a Roma a questo punto, perché davvero si trovi una soluzione per questa strada. Sì, diciamo che l'appello è stato fatto negli anni scorsi ed ha portato, alla destinazione dei fondi per la progettazione. Certo. Adesso noi tutti insieme abbiamo, come dicevo, avuto un incontro con la Regione Veneto che ci ha dato carta bianca nel rapporto diretto con ANAS per trovare una soluzione condivisa con il territorio. È ovvio che solo quando avremo una progettazione definita a un livello tale da consentire di avere anche degli importi, sarà importante andare a battere cassa per ottenere i soldi che servono per la realizzazione. Bene, Marta, hai sentito, insomma, una situazione difficile. Le immagini parlano chiaro. Chiedo anche ad Alessandro Costacurta se può riprendere l'ennesima fila che si è, soprattutto di mezzi pesanti, che si è venuta a creare mezzogiorno e mezzo neanche, di conseguenza un normalissimo venerdì di luglio. Quindi non immaginiamo neanche cosa possa succedere nel fine settimana, adesso che proprio prende il via l'esodo estivo. Da Valbrenta è tutto, Marta, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato con la collaborazione tecnica di Alessandro Costacurta per questo collegamento. Noi continuiamo a parlare di esodo estivo perché Autostrade Alto Adriatico sta iniziando appunto ad oliare la macchina in vista di questo fine settimana da bollino rosso, 220 operatori in campo, sinergia con la polizia stradale e nuovi canali WhatsApp e Telegram per informare in tempo reale gli utenti. Sentiamo. L'invito che faccio a tutti gli utenti della strada: attenzione, per cortesia, molto dipende anche dalla vostra ovviamente condotta di guida e dallo stato di salute con cui vi mettete alla guida e lo stato della vostra vettura. Come raccomanda sempre la polizia stradale, riposatevi prima di partire, controllate il vostro automezzo. Autostrade Alto Adriatico rafforza il personale in vista dell'esodo e del controesodo estivo 2024 e lo fa a fianco della Polstrada per garantire la sicurezza degli utenti. Saranno 220 le forze in campo per ogni giornata da bollino nero, 5 quelle con traffico più critico, sabato 27 luglio, sabato 3 agosto, sabato 10, sabato 17 e sabato 24 agosto, 14 invece quelle da bollino rosso. Oltre ai bollini che consentono agli utenti di prepararsi al meglio per le partenze,
Firenze, Autostrade Alto Adriatico ha deciso di potenziare la comunicazione avvalendosi di 2 nuovi canali su WhatsApp e Telegram, dove in tempo reale si potrà ricevere informazioni su incidenti e code. Allora, noi abbiamo attivato anche 2 canali, WhatsApp e Telegram, proprio per informare gli utenti sulle condizioni del traffico nel tratto dal loro percorso. Ovviamente la raccomandazione: non usateli durante la marcia, usateli per programmare il vostro viaggio prima, per acquisire delle informazioni e notizie che noi forniamo in tempo reale sulle condizioni di traffico sulla nostra rete autostradale. La Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia in tutte le giornate da bollino nero, che interesseranno senza soluzione di continuità ogni sabato a partire dal 27 luglio e fino al 24 agosto, metterà in campo un'imponente macchina operativa fatta di pattuglie di vigilanza stradale, in totale 28, che vigileranno H24 le autostrade della nostra regione. Novità sarà la presenza del drogometro. Il drogometro è uno strumento di screening, è uno strumento in realtà non omologato che serve per fondare il sospetto che il conducente abbia assunto sostanza stupefacente. Quello che c'è in più nella campagna della Polizia Stradale Estate con noi, così si chiama, è la presenza invece di un laboratorio forense. Un laboratorio forense è una vera e propria clinica mobile che ci permette già su strada di accertare il grave reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, e quindi di concludere l'accertamento senza la necessità di doverci spostare in una struttura ospedaliera. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca. Aggredito con violenza la compagna per un pacchetto di sigarette, arrestato un altro uomo per maltrattamenti e lesioni. Le urla disperate hanno svegliato i vicini. L'intervento nella notte della polizia ha salvato una donna dall'ennesima violenza del compagno. L'allarme è scattato mercoledì notte quando un residente dell'Arcella ha chiamato il 113 perché sentiva urlare una donna dal terrazzo del condominio adiacente. La vittima, molto agitata, chiedeva aiuto mentre un uomo la afferrava con violenza nel tentativo di riportarla dentro l'abitazione. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato la donna con il volto ricoperto di sangue, un taglio al sopracciglio, lo zigomo gonfio e vistosi ematomi sulle braccia. La donna ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno al culmine di una lite scoppiata al rientro da una serata trascorsa al bar. L'uomo l'avrebbe pestata di botte e morsicata per una lite scaturita dalla richiesta di una sigaretta. La violenza però durava da tempo. Durante i 3 anni di relazione il compagno l'aveva in più occasioni malmenata, ma lei non aveva mai denunciato. L'altra notte, quando la donna ha cercato di dare l'allarme, il compagno l'ha riportata in casa e ha addirittura tentato di strozzarla. L'allarme tempestivo del vicino ha evitato così l'ennesima tragedia. L'uomo con precedenti è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Ecco, allora abbiamo un servizio ora che ci arriva dalla nostra redazione di Vicenza relativo ad una maxi operazione delle Fiamme Gialle che ha portato all'arresto di 2 persone. Sono le prime luci dell'alba quando le Fiamme Gialle entrano in azione. Fari puntati su una presunta frode fiscale di grandi dimensioni, 2 arresti, 13 indagati, 21 perquisizioni, 8 società coinvolte tra Vicenza, Padova, Albignasego, Mestrino e Venezia. Misure cautelari nei confronti dei 3 amministratori di una società che commercia pneumatici. Ordinanza di custodia in carcere per un 56enne di Montegalda, arresti domiciliari per la compagna romena di 43 anni, obbligo di dimora a Sandrigo per un 58enne. Secondo gli investigatori, l'imprenditore di Montegalda, già arrestato e condannato per analoghe condotte fraudolente durante il periodo di detenzione al 2 Palazzi di Padova, sarebbe riuscito a riorganizzare la struttura operativa grazie anche a diverse teste di legno, formali amministratori di 3 società utili a emettere fatture false. Ma c'è di più. Mentre appunto si trovava detenuto a Padova, quindi sempre a seguito della prima indagine per la quale era stato condannato, il vertice del sodalizio, quindi l'imprenditore, è riuscito ad ottenere la scarcerazione facendosi affidare ai servizi sociali, in realtà indicando di prestare manutenzione appunto come piccolo manutentore presso un'associazione dilettantistica sportiva di rugby, grazie a delle false attestazioni che sono state rilasciate dal presidente e da uno degli allenatori di questa associazione dilettantistica di Vicenza.
Mentre veniva riorganizzata la struttura, secondo gli investigatori sarebbero state anche svuotate altre 2 società utilizzate nella precedente frode fiscale, aggravandone la situazione con più di 40 milioni di debiti soltanto nei confronti dell'erario. Per questo è stato dichiarato il fallimento ed è scattata la denuncia per bancarotta fraudolenta. L'imprenditore, per la Guardia di Finanza, avrebbe agito coadiuvato dalla compagna e dal figlio, ma anche da un ragioniere 47enne di Albignasego che non si sarebbe limitato a un contributo professionale, ma, secondo le Fiamme Gialle, avrebbe tenuto in vita il core business del sodalizio, fornendo in prima persona gli strumenti giuridici per reiterare le presunte condotte criminose. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'emissione di fatture per presunte operazioni inesistenti per più di 28 milioni di euro, con conseguente IVA evasa per oltre 3 milioni di euro, consentendo così di vendere, anche online, gli pneumatici alla clientela finale a prezzi illecitamente concorrenziali. Abbiamo sequestrato numerosa documentazione anche informatica e adesso ci dedicheremo, sotto la direzione del pubblico ministero, all'analisi di tutto questo materiale. E torniamo ora a Venezia, nel quartiere di Altobello, dove monta la rabbia dei residenti per spaccio e degrado, residenti che si dicono pronti anche a non pagare più l'affitto. Ci aggiorna Anna Maria Parisi con il presidente di Adico, Sandro Garoffolini. A te Anna, buongiorno. A Mestre una quarantina le famiglie di Via Altobello, zona che dicono essere troppo degradata e per questo minacciano di non pagare l'affitto. Con Carlo Garoffolini, presidente di Adico, l'associazione dei consumatori. Insomma, qual è l'intervento di Adico in tal senso? Allora, innanzitutto come Adico teniamo a ribadire quella che è una situazione di degrado generale che questo condominio dell'Ater sta imperversando da molto tempo, soprattutto perché i cittadini da molto tempo stanno cercando di capire cosa si può fare. Sono arrivati a minacciare di non pagare l'affitto. Allora, prima di arrivare alle vie legali è meglio pensare di trovare una soluzione che sproni le istituzioni o chi è responsabile a fare un intervento serio. Ecco, loro denunciano il fatto di essere letteralmente barricati in casa perché sono sotto assedio di spacciatori, tossicodipendenti, si ritrovano sotto casa anche gli escrementi degli stessi, insomma una situazione veramente oltre il limite. Queste sono le informazioni che ci hanno dato e che ci hanno documentato. Noi sosteniamo il loro disagio e vogliamo anche dire non è l'unico, forse in questo momento è quello che è più significativo, però certamente c'è uno stato di degrado generalizzato che sta colpendo molti condomini e in questo caso particolare, essendo dell'Ater, sarebbe giusto invocare un intervento da parte della politica e anche dell'amministrazione comunale e anche dei vigili se oltre al degrado ravvisiamo situazioni di spaccio, di delinquenza che vanno anche a mettere in pericolo queste famiglie. Ecco, quella è una zona che qui a Mestre possiamo paragonare un po' alle vele di Scampia per come è la situazione così pericolosa e anche degradato, è un eccesso. Speriamo di non essere qua a raccontare fatti di cronaca peggiori di quelli che oggi già i nostri campanelli d'allarme ci fanno andare in questa direzione. Certamente per molti aspetti il paragone ci sta bene. Un'ultima cosa, presidente Garoffolini, quale il suo appello alla comunità di Via Altobello e agli agenti della Polizia Municipale? In questo momento bisogna tutti mettersi assieme e spingere perché queste situazioni non si degradano. Noi abbiamo sempre ulteriormente, scusa. No. Noi abbiamo sempre detto che c'è sempre il rischio che queste zone si trasformino in ghetti. Evitiamo che ciò accada, diamo un contributo, abbiamo il coraggio di denunciarlo e mettiamoci anche assieme per rendere pulita e migliore questa situazione, perché tutti hanno il diritto di vivere in pace, educare i propri figli e non sentirsi minacciati quando rientrano a casa. E vivere con dignità. E vivere con dignità, senza avere paura anche che non si trovino occupati anche i propri appartamenti, perché molti anziani e persone con bambini piccoli in questo momento si sentono in pericolo. Grazie al presidente di Adico, Carlo Garoffolini, è tutto.
Ennesimo tentativo di truffa nei confronti di una persona anziana. Finti tecnici dell'acqua, uno vestito da poliziotto, hanno cercato di intrufolarsi in una casa. Siamo a Colceresa. Sono arrivati con un'auto bianca con sopra un lampeggiante. Uno di loro indossava una divisa da poliziotto. Si sono presentati in un'abitazione di Colceresa fingendosi tecnici di un fantomatico ente per il controllo della qualità dell'acqua, senza però mostrare nessun tesserino o lettera di incarico. Dobbiamo prendere dei campioni dal rubinetto perché nell'acquedotto sono state sversate delle sostanze nocive. Così hanno detto alla loro vittima, insistendo per farsi aprire casa e chiedendo anche di spegnere tutti i dispositivi elettronici e i cellulari perché pericolosi. Richieste che all'anziano sono sembrate subito molto strane, come ha confermato anche al sindaco di Colceresa che l'ha contattato telefonicamente. Si è insospettito perché vedeva che la situazione non era normale, non capiva perché ad esempio lui avesse questo problema di sostanze tossiche all'interno dell'acquedotto, quando in realtà il problema lo dovrebbe aver avuto anche il vicino di casa. Poi altre cose, più che altro quello che mi ha detto questa persona è stata il continuo cambio di versione sulle cose, perché avevano capito che la persona che avevano davanti non era un anziano sprovveduto, ma una persona lucida e che aveva capito che la cosa non tornava. Infatti l'uomo ha prontamente chiamato ETRA, i carabinieri e la polizia locale per denunciare il tentativo di truffa. I due finti addetti nel frattempo si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Non aprite mai le vostre abitazioni se non siete sicuri delle persone che avete davanti. Il comune non fa rilevazioni senza aver avvertito. ETRA, i vari enti non escono senza aver avvertito e anche in questo caso adesso voglio dire è allarmante il discorso della persona con la divisa della polizia e anche lì chiedete sempre conferma, fate una telefonata in più, la porta lasciatela chiusa. Scontro totale nella Marca trevigiana sulla questione della balneazione del Piave, sui versanti opposti, il sindaco di Spresiano e quello di Maserata. Sulla questione interviene anche l'assessore regionale alla protezione civile Bottaccin. Sentiamo. Io in realtà non mi sono detto contrario al decalogo, ci mancherebbe altro, purché si parta dal principio che il Piave non è balneabile. Nessuno vieta di andare al Piave a prendere il sole e magari di bagnarsi i piedi, ma limitiamoci a questo e non prendiamo il Piave come il mare. Il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, lo dice chiaro e tondo, anche se fa caldo e le fresche acque del Piave inviterebbero ad un immediato e consono refrigerio. Il fiume resta da evitare per varie ragioni, tra correnti e cambi climatici le insidie sono dietro l'angolo. Dall'altra parte c'è il sindaco di Maserata, Lamberto Marini, che nei giorni scorsi ha emanato un decalogo su come comportarsi a tu per tu col fiume, anche in virtù dei gravissimi e recenti episodi costati la vita a numerosi giovani. Consigli di un buon padre di famiglia, anche scontati, dice il sindaco, come non tuffarsi se non si sa nuotare bene o se si è appena mangiato o assunto alcolici. Forse a Maserata il Piave allora è balneabile? Allora, che il Piave non è balneabile, a me non risulta che ci sia nessuna norma sovraordinata che lo dice. Ci possono essere state delle singole ordinanze di alcuni comuni che l'hanno appunto vietato. Qui a Maserata noi non abbiamo nessuna ordinanza in questo senso. Noi abbiamo sostanzialmente due aree, una Salettuolo e una Candelù, che sono quelle un po' più frequentate da coloro i quali vanno al Piave. In queste due aree abbiamo ritenuto che la balneazione possa anche esserci o quantomeno non ci siano in questo momento i presupposti per vietarla, ma dare magari dei buoni consigli, questo assolutamente sì. Se dopo si dovesse vedere che la situazione peggiora o cambia qualcosa, magari si valuteranno ordinanze di tipo diverso. Al sindaco di Spresiano, quindi, cosa risponde Marini? Ognuno è libero nel suo territorio di fare quello che vuole, magari sarebbe stato bene che ci fossimo sentiti un attimino prima. I consigli valgono per tutti, valgono anche per chi si immerge a Spresiano o per chi si immerge altrove.
Per dirimere la questione abbiamo chiesto all'assessore regionale Giampaolo Bottacin quale sia la regola da applicare. Lui ha confermato che ogni singola amministrazione ha facoltà di gestire la balneazione come ritiene più opportuno, essendo il sindaco competente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 116 del 30 maggio 2008. Primi 2 casi di West Nile virus trasmesso dalle zanzare nella nostra regione. I contagiati sono 2 anziani che vivono nella Bassa Padovana e sono stati ricoverati nell'ospedale di Schiavonia. Come ogni estate tornano i casi di virus West Nile, il virus trasmesso dalla zanzara comune. I primi 2 casi registrati in Veneto arrivano dalla Bassa Padovana, 2 anziani di 73 e 86 anni che sono stati colpiti da meningoencefalite e sono ricoverati nel reparto di neurologia all'ospedale di Schiavonia. È un dato che non ci sorprende in quanto già da un paio di settimane erano stati registrati nella parte sud della regione del Veneto delle zanzare con il virus, quindi trovando zanzare con il virus era verosimile pensare che alcune di queste potevano pungere soggetti fragili che manifestavano poi sintomi di malattia. È il caso appunto di queste 2 persone ricoverate con sintomi neurologici. Nella maggioranza dei casi il virus West Nile non ha sintomi che invece si manifestano nelle categorie più fragili. Le condizioni di salute degli anziani attualmente ricoverati sono stabili. Essendoci le zanzare infette, quello della protezione personale con i repellenti, le maniche lunghe, i colori chiari e la zanzariera se si dorme la sera con le finestre aperte sono sempre le indicazioni fondamentali per proteggere la propria salute. Per evitare di essere punti dalle zanzare ci sono regole semplici come usare repellenti e vestirsi con abiti che coprono braccia e gambe se si esce dopo il tramonto o se si frequenta luoghi come orti dove le zanzare sono molto diffuse. In casa dotarsi di zanzariere e svuotare sempre sottovasi e ciotole di animali dove resta l'acqua stagnante. Ed ora andiamo all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre dove sono stati presentati i dati relativi alle patologie oncologiche e ginecologiche in provincia di Belluno e quali strumenti si stanno mettendo in atto per la prevenzione. 50 casi all'anno di tumori uterini, 15-20 quelli dei tumori ovarici. Sono i numeri rilevanti nella provincia di Belluno dei casi riscontrati annualmente di patologie oncologiche e ginecologiche, forme di neoplasia, specialmente nel caso ovarico, contraddistinte da un'alta mortalità, spesso causata da sintomi lievi e difficilmente riconducibili, che portano a una diagnosi tardiva nell'80% dei casi. Per l'azienda sanitaria che questa mattina ha presentato i dati dell'unità complessa di anatomia patologica all'ospedale Santa Maria del Prato, fondamentale il ruolo della prevenzione e degli investimenti in strumenti diagnostici all'avanguardia. Uno dei mezzi è quello di concentrare questo tipo di patologia in un unico centro per mantenere e fortificare la competenza, e anche quello di essere attenti sempre alle novità tecnologiche, quindi diagnostica più raffinata, perché solo una diagnosi accurata permette un trattamento personalizzato ed efficace per il paziente. All'interno della branca dell'anatomia patologica risulta fondamentale il ruolo della rete. Il lavoro in rete è ormai acquisito, no? Sia nel versante ospedaliero che nel versante territoriale. La rete è assolutamente un modello fondamentale per garantire quella prossimità di cure di cui abbiamo bisogno. Queste connessioni ormai fanno sì che si lavori veramente alla pari, voglio dire, no? Con intensa collaborazione, con questo spirito di squadra che deve dare appunto le risposte migliori alla nostra gente. Un incontro impreziosito dalla presenza di uno dei massimi esperti mondiali del settore nella persona del professor Angelo Paolo Deitos, che ha illustrato la centralità del ruolo dell'innovazione tecnologica nell'attività diagnostica e terapeutica, in particolare nella condivisione delle informazioni e nell'implementazione di algoritmi alimentati dall'intelligenza artificiale. Oggi ci sono 2 elementi che stanno entrando in modo prepotente, questo della patologia digitale, che è lo strumento che ci consente poi di utilizzare protocolli di intelligenza artificiale che migliorano in generale l'accuratezza e la qualità delle diagnosi e quindi delle cure.
Ed ora parliamo di interventi sulla cornea. L'oculistica veneziana leader nel settore dei trapianti endoteliali, il balzo in avanti degli innovativi trapianti grazie alla collaborazione tra la Banca degli Occhi e le oculistiche dell'ULSS 3 Serenissima. L'oculistica degli ospedali di Venezia e Mestre sta compiendo progressi significativi nei trapianti endoteliali grazie alla collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Le tecniche DISEC e DIMEC, che consentono il trapianto selettivo dello strato interno della cornea, stanno superando i trapianti tradizionali. Vantaggi ottenuti grazie alla Banca degli Occhi, che prepara i tessuti precaricati per ridurre i rischi in sala operatoria. Nel primo semestre 2024 sono state 1211 le cornee preparate per interventi DISEC e DIMEC contro le 1063 preparate per gli interventi in cui viene trapiantata la cornea intera. Venezia è al primo posto per l'invio di tessuti corneali per la tecnica DIMEC. L'oculistica dell'ospedale San Giovanni e Paolo, guidata dalla dottoressa Franca, è leader in Italia per le richieste di tessuti corneali per trapianti endoteliali. E a seconda del problema che ha la cornea noi possiamo customizzare, quindi fare un trapianto, quindi togliere e cambiare il pezzettino di cornea che è malato. Allora possiamo fare due tipi di intervento, si chiama trapianto endoteliale. Trapianto endoteliale DISEC, cioè un pezzettino di endotelio con anche lo stroma che è preparato dalla Banca degli Occhi, è come una lamella affettata e che mettiamo nell'occhio, oppure solo le cellule endoteliali, quindi un sottile strato di cellule della cornea che vengono sempre distribuite dalla Banca degli Occhi e che vengono inserite al posto delle cellule malate. Questi risultati riflettono l'attrattività e l'eccellenza delle oculistiche dell'ASL 3 Serenissima, che attirano pazienti da fuori regione in cerca di cure altamente professionali. Questa è una grande opportunità che si mette a disposizione per tutto il territorio veneziano, ma direi, considerato che quasi l'80% delle cornee impiantate in Italia provengono da qui, è un grande contributo a tutta l'oculistica italiana. L'oculistica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre è al 9° posto per gli interventi DIMEC e al 6° posto per i trapianti DISEC. In futuro la speranza è di poter curare i pazienti con la terapia cellulare. La ricerca è in piena evoluzione. Saper moltiplicare le cellule di un certo donatore ci permetterà, speriamo in tempi ragionevoli, di produrre più terapie, quindi per più persone, a partire da una singola donazione. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, restate con noi perché subito dopo parleremo di funghi. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Come preannunciato parliamo ora di funghi perché è cominciata o sta per cominciare, visto che ancora ce ne sono pochi, la stagione di raccolta dei funghi e nelle aziende sanitarie ci si sta appunto predisponendo con dei servizi di controlli gratuiti dei funghi che sono raccolti dai cittadini. Ringrazio quindi i nostri ospiti per essere qui con noi quest'oggi. Grazie a Mauro Busolin, responsabile delle professioni sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno e grazie per essere con noi e benvenuto a Franco Micheletto, tecnico della prevenzione dell'ULSS 2, entrambi esperti micologi in servizio appunto presso il Dipartimento di Prevenzione della Madonnina. Allora, Busolin, innanzitutto che cosa fate voi come ispettorato micologico? Vabbè, allora intanto vi ringrazio per averci invitato. Il periodo è quello giusto perché ormai inizierà la raccolta di funghi di bosco e quindi è giusto anche dare pubblicità, dare informazioni ai cittadini proprio perché
L'US2 ha un servizio, il cosiddetto ispettorato micologico, che è un servizio che tutte le US del Veneto e d'Italia devono avere e che ha appunto lo scopo di fare prevenzione, quindi di prevenire le intossicazioni da funghi, quelli raccolti nei boschi o nei prati. L'ispettorato micologico è costituito da 12 tecnici, tutti e quanti micologi, formati a Trento e iscritti all'Albo Nazionale dei Micologi. E cos'è che fa l'ispettorato micologico? Sostanzialmente, come ho detto, fa prevenzione e quindi si occupa di evitare le intossicazioni da funghi mediante 4 azioni sostanzialmente. La prima è di certificare i funghi che vengono raccolti dai cittadini, dai raccoglitori, prima che questi vadano in pentola e poi mangiati. Questo servizio è totalmente gratuito e lo facciamo in più sedi del Dipartimento. Poi, a lato di queste attività, noi siamo anche i consulenti dei presidi ospedalieri per quanto riguarda le intossicazioni e quindi chi si rivolge al pronto soccorso perché ha ingerito funghi. Questo è un altro servizio che diamo noi, cerchiamo di capire qual è la specie fungina poi per in qualche modo attuare tutte le cure e quelle necessarie. Facciamo anche controlli nelle rivendite di funghi, ovviamente per capire se sono stati certificati da micologi e se sono sostanzialmente mantenuti in ottime condizioni. E la quarta cosa che noi facciamo come Dipartimento è fare formazione e informazione. L'anno scorso abbiamo fatto 14 interventi serali su 14 sedi comunali aperti a tutti i cittadini e anche quest'anno faremo questa attività proprio per far capire a coloro che vanno a funghi quanto bello è sia andare a funghi in montagna o per i prati, ma quanto pericoloso è altrettanto se non li si conosce veramente. Ecco, e questo è proprio il nodo della questione, no, Franco Micheletto? Perché è così importante per chi raccoglie i funghi nei boschi, nei prati, portarli poi a determinare all'ispettorato micologico dopo la raccolta? È importante perché i casi di similitudine tra i funghi sono molto frequenti. I cercatori confondono spesso i funghi e quindi, pensando di raccogliere una specie commestibile, invece si imbattono in una che è velenosa. Succede poi anche un'errata modalità di conservazione, per cui anche i funghi commestibili, se sono conservati male, possono provocare delle intossicazioni. È il caso proprio della specie dei funghi chiodini, che è la specie più diffusa qui nel nostro territorio, nella regione Veneto, che è commestibile, ma è quella che genera più intossicazioni proprio perché se questo fungo non viene cotto prima del consumo, in maniera proprio anche abbondante, può generare delle intossicazioni, soprattutto nelle persone sensibili, anziani, bambini che possono avere delle intolleranze. Ecco, quindi Busolin, anche i funghi commestibili possono dare dei problemi alla salute? Sì, certo, anche i funghi commestibili possono essere un problema per chi li mangia. Ovviamente, come ha detto il mio collega Franco, il chiodino, la Rimillaria amela, è la specie che causa più intossicazioni. Perché? Perché è una specie che da cruda è tossica, contiene una sostanza tossica. Questa sostanza tossica è cosiddetta una sostanza termolabile. Se noi la cuciniamo a più di 70 gradi per un bel periodo di tempo, questa sostanza si degrada e quindi il fungo è mangiabile. Però ci sono anche altri però, nel senso che se noi consumiamo funghi vecchi e quindi cuciniamo funghi che hanno una certa età, questi funghi sono coriacei, perché sapete che il fungo è più o meno formato da sostanze tipo quelle dell'esoscheletro degli insetti, quindi sono sostanze poco digeribili. Se queste qua sono anche diciamo coriacee, poi in soggetti un po' più sensibili causano delle intossicazioni gastrointestinali, sostanzialmente indigestione. Ecco, quindi ci sono anche tutta una serie di norme e di consigli che sarebbe meglio ricordare, no? Per tutti coloro che vanno a funghi, anche voglio dire per i funghi comprati che sono controllati. Per esempio si diceva dei chiodini, ho sentito dire che è meglio bollirli anche bene una prima volta, buttare via l'acqua e poi cucinarli trifolati, insomma come si fa normalmente. Questo è vero, questo è vero.
ci sono molte credenze popolari riguardo i funghi che devono essere superate, nel senso che molti si fidano dell'amico, del parente che li ha trovati, che li ha sempre mangiati, che sono cresciuti sullo stesso posto, ma non è così. Il fungo, la varietà fungina può variare, può crescere in zone diverse ed è sempre importante portarli a visitare presso gli ispettorati micologici che, ripeto, sono presenti in ogni ASL d'Italia e che sicuramente danno un risultato e una perizia scientificamente valida sul consumo. Non viene comunque solo osservata la commestibilità del genere, ma viene osservato anche lo stato di conservazione. E questo è molto importante proprio perché i casi di intossicazione si rivelano molto spesso, ripetiamo, su funghi commestibili che sono stati conservati male o che sono in cattivo stato di conservazione oppure alterati perché sono troppo coriacei o troppo vecchi, diciamo. Ecco, ci sono anche tutta una serie di miti e di credenze, diciamo, popolari da sfatare, no? sui funghi e che poi molto spesso possono anche far incorrere in davvero brutte esperienze. Sicuramente i miti da sfatare sono quelli del gatto che deve ovviamente assaggiare prima i funghi, se il gatto non ha problemi si possono mangiare, ma ce ne sono tanti altri miti, però quello che noi vorremmo anche un po' esprimere oggi è che il raccoglitore non esperto non deve fidarsi, non deve cercare di determinare i funghi attraverso fotografie, attraverso anche le app che adesso forniscono con i cellulari, perché il fungo può cambiare la sua morfologia anche in condizioni meteorologiche avverse oppure perché cresce in situazioni particolari. Quindi la determinazione del fungo noi non la facciamo solo visivamente guardando la foto, guardando l'esemplare così, ma ci sono caratteristiche ben chiare per ogni specie di fungo. Se il micologo, se il raccoglitore le conosce, è sicuro di quello che raccoglie. Se non le conosci, puoi rischiare molto. Porto un esempio dell'anno scorso, è venuto un raccoglitore che è andato a raccogliere funghi in montagna, convinto che fossero tutti commestibili, è stato anche addirittura un po', ci ha detto, obbligato dalla moglie a portarli, ma lui era convinto di quello che aveva raccolto. In realtà l'anno scorso il micologo che ha peritato i funghi ha trovato 5 funghi di Cortinarius orellanus. Questo è un fungo, il peggiore in assoluto di tutti. Voleva dire che se il signore non veniva a trovarci, la famiglia moriva tutta perché aveva 5 funghi di grosse dimensioni capaci di creare sto danno. Un grado di tossicità che è il più pericoloso, i cui reazione si manifesta anche dopo una settimana, quindi è anche difficile ricondurre la tossicità al pasto di funghi che è avvenuto magari una settimana prima. Ecco, perché tra l'altro anche nelle sindromi cosiddette da avvelenamento, no, ci sono delle notevoli differenze, ci sono quelle più o meno immediate o quasi e anche quelle addirittura di lunga latenza, no? Infatti è per questo che dal punto di vista scientifico le intossicazioni si diversificano, quelle di breve latenza, che sono ad esempio quelle gastroenteriche causate specificamente ad esempio anche dal chiodino, Armillaria mellea, e che sono quelle più facili da riconoscere proprio perché gli effetti correlati tra consumo e inizio dei sintomi, mentre quelle più difficili, tipiche del fungo a lunga latenza, quale l'Amanita falloide, che i sintomi partono dopo 10-12 ore e quindi quando gli elementi tossici sono già in circolo e quindi è più difficile anche dopo da fornire la terapia adeguata. Ecco, in questo caso ci sono quindi anche dei consigli che voi potete dare alle persone qualora non avessero rispettato quello che abbiamo detto, qualora non abbiano fatto controllare i funghi oppure fossero così sicuri da non essere venuti e poi purtroppo si verifica invece il caso, che cosa bisogna fare? Ai primi sintomi intanto è ovvio che devono recarsi immediatamente al pronto soccorso. Devono portarsi in pronto soccorso anche i resti del pasto, possibilmente anche i resti dei funghi che hanno trattato per essere poi cucinati, perché il micologo per risalire alla specie fungina causa o possibile causa di intossicazione deve fare
una ricerca già difficile perché il fungo coto è difficilmente riconoscibile e quindi noi dobbiamo avere una serie di elementi e quindi chi mangia funghi è bene che come ha qualche sintomo si rechi subito al pronto soccorso, ma con tutti gli elementi per mettere nelle condizioni migliori il micologo a determinare qual è la specie fungina, perché il tempo è il fattore discriminante per poter salvare la vita. Salvare la vita, insomma, sì, appunto. In molti casi sì. Esatto. Ecco, quindi andare subito al pronto soccorso, portare i resti dei funghi se ci sono in maniera tale da consentire l'identificazione, ma esistono poi delle cure effettivamente per l'intossicazione? Come si opera? Esistono delle cure, dei carboni che possono bloccare, in molti casi viene provocato il vomito, nei casi appunto di intossicazione a livello gastrointestinale. Chiaramente deve essere trascorso poco tempo. Nei casi invece di cui abbiamo detto, dove l'intossicazione e l'elemento tossico è già in circolo, provocare il vomito non serve, quindi bisogna intervenire con dei carboni attivi e delle terapie diluitive che possono aiutare. In molti casi però, quando il tempo è trascorso, molte volte l'intossicato deve ricorrere dopo alla dialisi oppure il trapianto di fegato. Quindi insomma si va incontro. Quindi è giusto dire che il consumo di funghi non deve essere così sottovalutato, ma visto che c'è un servizio come l'ispettorato micologico dove le perizie vengono fatte gratuitamente per tutti, conviene approfittare ed evitare spiacevoli conseguenze perdendo mezz'ora a fare la perizia micologica. Ecco, dove crescono i funghi, diciamo, pericolosi? Esistono anche delle discriminanti in questo senso? Qualche anno fa era convinzione di tutti che i funghi tossici, i velenosi e mortali crescessero solo in montagna. Così non è. Abbiamo una importante crescita di funghi velenosi mortali anche in pianura, anche nei giardini di casa. C'era stato un caso qualche anno fa, mi pare, di una famiglia intossicata dai funghi raccolti. Diciamo che nel la manita falloide, che è un fungo importante sotto il profilo della pericolosità, cresce anche qui da noi, anche in Veneto, pianura, non solo in collina o in montagna. Ci sono una serie di amanite di piccola taglia che crescono nei nostri giardini, che queste addirittura sono anche peggiori come tossicità della manita falloide e crescono tutti in pianura. Abbiamo per esempio altri funghi che crescono solo in montagna, ad esempio il Cortinarius orellano o lo Speciosissimo, che sono due della stessa specie, quasi cugini, crescono solo in alta quota, quelli che abbiamo trovato l'anno scorso. Però ricordiamoci che in pianura e nei nostri giardini ci sono funghi tossici e funghi anche velenosi. Se posso aggiungere, proprio perché i funghi non distinguono il terreno di crescita, ma generalmente sono simbionti di certe specie arboree, quindi dove c'è quella pianta simbionti, perché noi non siamo molto che vivono ferrati, in associazione alla pianta, cioè fanno un sistema di scambio con le radici delle piante, quindi si associano alle radici delle piante per creare uno scambio mutualistico di sostanze nutritive. E quindi dove c'è quella pianta cresce il fungo, sia in pianura, sia in montagna, sia in collina. E quando ci sono determinate condizioni di umidità e di temperatura, il fungo, che è il frutto della pianta fungina, che invece è sotto il terreno, sboccia ed ecco che è il momento della raccolta. Ecco, accennavamo prima ai miti da sfatare, a queste credenze popolari. Stavo leggendo perché ho guardato il vademecum che è stato pubblicato dal Ministero della Salute, che peraltro viene ricordato anche nel sito dell'ULSS 2 della Marca trevigiana. Ad esempio, molti pensano che tutti i funghi che crescono sugli alberi non siano tossici. Anche questo è un mito da sfatare. O che il fungo che cambia colore al taglio è velenoso. Allora, è tutto da sfatare. Che sia vero che alcuni funghi al taglio della carne virano e cambiano colore, è vero, ma non è detto che siano tossici. Addirittura alcuni sono anche commestibili, bisogna riconoscerli. Non tutti i funghi che crescono nelle ceppaie sono commestibili.
ce ne sono sicuramente di più commestibili nelle ceppaie, ma non è esclusiva la ceppaia come produzione di funghi commestibili. Poi non è neanche detto che quelli che crescono, passatemi il termine, nella ceppaia, ma per esempio nelle radici delle piante, non possano essere confusi con funghi che crescono lì vicino, ma non hanno niente a che vedere con il fungo di ceppaia. Quindi nessuna di queste credenze deve essere in qualche modo tenuta in considerazione. L'unica cosa che bisogna tenere in considerazione è che se non li conosco li devo portare a certificare, e quando li porto a certificare, per favorire e per renderci più semplice la determinazione a noi micologi, il fungo deve arrivare completo nel cestino completo. Cosa vuol dire completo? Completo vuol dire che non lo dobbiamo tagliare a pezzi, non lo dobbiamo in qualche modo lavorare, perché alcune caratteristiche poi le perdiamo, e senza alcune caratteristiche tante volte è difficile anche per noi riconoscere la specie. Ecco, se un fungo velenoso finisce nel cestino dei funghi buoni, contamina anche tutti gli altri? Un certo grado di contaminazione c'è, può essere causato dalle spore o da piccole rotture di pezzettini di fungo, e quindi quando troviamo dei cestini di funghi che hanno all'interno un fungo velenoso mortale, eliminiamo tutto il contenuto. Viceversa, se c'è un fungo di una commestibile e uno di poca velenosità, possiamo metterlo da parte e quindi gli altri si possono consumare. Quello che volevo aggiungere comunque è che la pericolosità dei funghi è tenuta in grande considerazione dalla normativa igienico-sanitaria, e quindi sono stati istituiti gli ispettorati micologici per facilitare il consumo dei funghi dei cercatori privati. Ma la norma stabilisce che tutti i funghi commercializzati che sono raccolti, quindi spontanei, non coltivati, devono essere, prima di essere posti in vendita, devono essere certificati da un esperto micologo. Quindi anche chi va al mercato e va ad acquistare i funghi, quando si tratta di funghi provenienti dal bosco, di funghi spontanei, deve trovare sul contenitore un certificato di avvenuto controllo da parte di un micologo professionista. Quindi meglio controllare anche quello, non si sa mai, insomma, piuttosto che rischiare. C'è un'ultima cosa che vi volevo chiedere relativa appunto alla sicurezza. Dicevamo che anche funghi ritenuti commestibili possono determinare delle intossicazioni se non correttamente trattati, bolliti, cotti prima, eccetera, quello che si diceva. Ci sono delle attenzioni particolari che bisogna tenere, per esempio per le persone più anziane, per i bambini, per le donne in gravidanza? Li possono mangiare i funghi o è meglio evitare? Allora, innanzitutto bisogna considerare che il fungo, essendo una sostanza formata da quasi completamente chitina, è un alimento che non ti dà nulla come nutrizione e nutrimento, e quindi è opportuno non abbondare mai, nessuno, nemmeno chi è in piena salute. Tanto meglio per i bambini, che ovviamente capite che il peso corporeo e le sostanze eventualmente comprese all'interno dei funghi fanno sì che non ci sia una percentuale giusta, per cui è bene che chi è ai bambini, agli anziani che hanno magari qualche altra patologia, immunodepressi o con patologie diverse, anche le donne incinta, il consumo sia veramente limitato, anzi forse quasi meglio nullo. evitare in queste circostanze. Diciamo evitare, e soprattutto un altro consiglio è nella stagione ad esempio dei chiodini, dove c'è un'abbondante raccolta e ci sono dei cercatori che raccolgono in abbondanza, non li possono consumare tutti i giorni, vanno diluiti nel tempo, quindi si predilige il consumo dei funghi come contorno o come condimento nel risotto, più che consumo di pasti abbondanti ripetuti nella stagione di raccolta. Ecco, quindi magari uno che ne trova tanti li può in qualche maniera conservare. Ecco, anche due parole sulla conservazione, perché anche lì insomma bisogna fare attenzione. Sì, nella conservazione appunto è un trattamento di conservazione
I funghi che oggetto di congelamento devono essere sicuramente in buono stato di conservazione. Non posso mettere in congelatore, come abbiamo trovato più volte, dei funghi che sono in avanzato stato di composizione e poi nel tempo, durante la congelazione, perdono ancora di più le loro caratteristiche. Cotti o crudi poi? Cosa vanno è meglio? Sbollentati, vanno sicuramente sbollentati, magari con un po' di aceto, e poi vanno messi in congelatore, vanno poi presi e vanno messi in pentola e cotti nuovamente. Questo è il... Quindi questi sono i consigli. Noi ora dobbiamo chiudere. Proprio un flash, ricordiamo orari e luoghi dove si può venire a far controllare i funghi. L'ispettorato micologico in questa USL 2 Marca Trevigiana è presente in 3 sedi. Nel distretto di Pieve di Soligo siamo a Pieve di Soligo nell'ex ospedale in via Lubin, e lì abbiamo degli esperti micologi presenti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:45, lì a disposizione di chi vuole farsi peritare i funghi. Abbiamo una sede a Montebelluna in via Dante Alighieri, dove c'è la sede del Dipartimento di Prevenzione, anche lì abbiamo dei micologi dal lunedì al mercoledì dalle 8 alle 8:45. E poi abbiamo nella sede principale del Dipartimento di Prevenzione in via Madonnina 1 a Treviso, lì abbiamo micologi che vi aspettano dalle 12 alle 13 circa, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ovviamente se c'è qualche necessità particolare si può anche chiamare e concordare una peritazione fuori orario. Ecco, questo è molto importante proprio perché si perdono quei 10 minuti, ma insomma ci si può salvare la vita. Allora io vi ringrazio davvero per essere stati con noi quest'oggi, grazie a Mauro Busolin, grazie a Franco Michieletto del Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Grazie a tutti voi per averci seguito, buona giornata. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.